Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura spicca una tragica scoperta a Modica nel Ragusano, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Il corpo esanime della vittima, 77enne, si trovava in un appartamento in via Risorgimento. Maltempo che si abbatte con forza sulle province di Trapani e Palermo, portando al ritardo di alcuni voli e in alcuni casi la cancellazione. Qualche goccia di pioggia è caduta anche nella provincia di Catania, rendendo l'aria più fresca. Minaccia e angoscia per una donna di 46 anni perseguitata dall'ex marito geloso. Sono serviti i carabinieri e il nipote della 46enne per far desistere il soggetto in preda all'ira, che è stato sottoposto ai domiciliari a Catania. La presenza di diossina nell'aria in alcune zone di Palermo è stata rilevata essere 35 volte superiore ai valori massimi a seguito dell'incendio che ha colpito la discarica di Bellolampo il 24 luglio scorso. In chiusura si sottolinea un gruppo di 30 migranti bloccato a Lampedusa dopo che il barchino su cui viaggiavano si è schiantato contro gli scogli. Salvataggio in corso anche se non si escludono dispersi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.